Focus TG, buonasera. Purtroppo il bambino che era entrato in coma dopo essere stato violentemente scosso dalla mamma che cercava di farlo smettere di piangere, non ha più flusso cerebrale e pertanto i medici stanno stabilendo le modalità nelle prossime ore per dichiarare appunto la morte cerebrale del piccolo. Le speranze sono finite tutte, nessuna attività cerebrale per il neonato scosso violentemente dalla mamma che lo stava cercando di calmare perché piangeva da ore. Il piccolo di appena 5 mesi, in coma da sabato nel reparto di terapia intensiva della pediatria di Padova, è stato sottoposto venerdì mattina ad un accertamento particolare, una SPEC cerebrale che ha rilevato l'assenza di flusso nella corteccia e nel tronco. I medici hanno subito attivato la commissione che dovrà valutare in queste ore la morte cerebrale, un iter doloroso che richiederà molto tempo. Noi abbiamo verificato l'assenza di flusso sanguigno al cervello, questo ci ha permesso di dare l'avvio alla commissione che deve accertare effettivamente la morte cerebrale. Questo consisterà in alcuni esami neurologici che la commissione ad hoc deve fare, che dovranno essere ripetuti a distanza l'uno dall'altro per verificare i reperti. Una volta che questi accertamenti hanno verificato l'effettiva morte cerebrale, cioè l'assenza di quelli che sono i riflessi vitali, allora saremo autorizzati a sospendere il supporto che noi diamo a questo bambino per sopravvivere. Il neonato era arrivato in ospedale in braccio a mamma e papà disperati perché non respirava. La mamma in lacrime ha detto di averlo cullato troppo forte perché piangeva da ore. Poi, quando si è calmato e lo ha adagiato sul lettino, si è accorta che non respirava. Una versione ripetuta anche davanti ai carabinieri che l'hanno interrogata insieme al marito. Le accuse per lei, 29enne, originaria di Bassano del Grappa ma residente a Mestrino, potrebbero aggravarsi da lesioni gravissime ad omicidio colposo. È una donna distrutta e sotto shock, ci ha detto l'avvocato Leonardo Massaro che la difende. Ha agito in completa incoscienza, un blackout che ha portato alla tragedia. Siamo persone fragili che possono essere messe duramente a prova da situazioni come può essere il pianto continuo di un bambino che interrompe ripetutamente il sonno. Il messaggio è questo di essere consapevoli che ci possono essere questi momenti di debolezza e allora prendere un grande respiro, lasciare il bambino piangere, magari uscire dalla stanza, essere consapevoli di questa debolezza e del bisogno che tutti noi abbiamo di ricaricarci in un modo o nell'altro. In questi giorni che dovevano essere di festa per la famiglia, la mamma non ha voluto staccarsi dal suo piccolo in ospedale. Nella casa di Mestrino invece è rimasta l'altra figlia della coppia, una bambina di 1 anno e mezzo affidata temporaneamente ai nonni paterni, anche loro stravolti da un dolore immenso. Il Tribunale dei minori ha deciso così per tutelare la piccola. Secondo noi vale la pena di stare su questa vicenda perché purtroppo non è una vicenda isolata, la sindrome del bambino scosso, questa è la terminologia un po' popolare, esiste sul serio, è più frequente di quanto si pensi e pertanto abbiamo chiesto lumi a un esperto. È una sindrome che sempre più spesso viene rilevata anche negli accessi al pronto soccorso e consiste in uno scuotimento ripetuto di un bambino che generalmente ha meno di 1 anno. Questo provoca dei sintomi di tipo neurologico, ma ahimè in alcuni casi anche fatali, addirittura il coma o la morte di questi bambini. Negli ultimi tempi la sindrome del bimbo scosso è emersa e se ne parla. Gli accessi in pronto soccorso pediatrico sono aumentati e dunque c'è una maggiore consapevolezza. Forse però ancora pochi sanno i gravi effetti che può avere sui neonati. Nei casi non estremi possono esserci anche nessun danno sul neonato, però attenzione perché noi sappiamo bene che quei piccoli, chiamiamoli maltrattamenti, possono ripercuotersi a livello più affettivo, più profondo, come dei piccoli traumi, in cui il neonato non si sente accudito propriamente, non ha quelle maternage che è necessario invece per lo sviluppo affettivo, fisico e relazionale. L'appello che va fatto è nei confronti delle famiglie che sono a fianco e devono sostenere le mamme nel delicato periodo che segue il parto. Soprattutto i partner, ma sappiamo che a volte i partner hanno un occhio un po' troppo benevolo, quindi anche gli amici, le persone vicine, i parenti, insomma porre un po' l'attenzione sul benessere della mamma, perché la mamma per un neonato è tutto il mondo.
E in un incidente in montagna ha perso la vita il vicepresidente della sezione CAI di Vicenza. Tragedia in montagna. Davide Pizzolato, 46 anni, di Due Ville, vicepresidente della sezione CAI di Vicenza, ha perso la vita mentre era impegnato con altri 3 amici scalatori, tutti del Vicentino, in un'escursione invernale sul Monte Terminillo lungo la parete est. Un'escursione in quota, ma quasi raggiunta la vetta qualcosa è andato storto, forse a causa della presenza di ghiaccio. L'uomo potrebbe aver perso aderenza scivolando lungo il canalone centrale. Un volo di decine di metri lungo i quali il corpo di Davide ha sbattuto violentemente e ripetutamente sulle rocce, molteplici le ferite riportate da Pizzolato. A dare l'allarme gli stessi compagni di cordata, rimasti illesi, che scesi speravano ancora che l'amico e compagno, seppur grave, fosse ancora in vita. Immediato l'intervento del soccorso alpino e speleologico del Lazio, dei vigili del fuoco e del SUEM. Le condizioni del 46enne sono apparse subito gravissime, l'uomo infatti non ce l'ha fatta e il suo corpo è stato recuperato con il medico che si è calato dal vericello dell'elicottero. A supporto delle operazioni anche i militari dell'Arma dei Carabinieri. Il gruppo di escursionisti, tutti vicentini, tutti esperti e con l'adeguata attrezzatura, era raggiunto in zona il giorno prima, dove avevano dormito al rifugio Sebastiani. In mattinata la partenza, poi la tragedia col terribile volo e la morte di Davide Pizzolato. La famiglia è partita alla volta di Rieti. Il mondo dell'escursionismo alpino è in lutto. Sui social i messaggi di cordoglio. Mite, gentile, colto, dotato di intelligenza superiore, riflessivo, uno su cui puoi sempre fare affidamento, un fratello per tutti. Davide Pizzolato vola alto nel cielo e veglia su di noi. A fine anno il governatore del Veneto Luca Zaia ha voluto rispondere all'accusa più pesante che gli sia stata posta in queste settimane, ovvero quella di avere progressivamente smantellato la sanità veneta a favore di una sanità privata, e lui cerca di smentirlo con i numeri. Giù le mani dalla sanità veneta, non posso accettare si dica stiamo chiudendo gli ospedali veneti, è vergognoso verso i cittadini che si devono far curare. Parole dure queste del presidente del Veneto Luca Zaia nel corso del punto stampa a Palazzo Balbi, volendo spegnere il chiacchiericcio secondo il quale il Veneto investirebbe più sul privato che sul pubblico. Noi abbiamo dato dati ufficiali degli ultimi 10 anni, di una decina d'anni, che dicono che il budget, quindi i finanziamenti al privato, sono diminuiti in questi 10 anni e anche il numero delle prestazioni, per cui può capitare che ci sia assolutamente un confronto sano, ma dire che la sanità del Veneto viene ceduta al privato no, perché i dati ufficiali ci dicono esattamente il contrario. I dati, eccoli, sono quelli diramati dalla stessa regione del Veneto e comparativi tra sanità pubblica e privata, un dossier con grafici e cifre di 19 pagine. C'è la questione postiletto con il 18% complessivo del privato accreditato in Veneto rispetto ad una media nazionale del 29%, a testimonianza di un governo del sistema salute orientato verso il pubblico, si legge a pagina 5. Quindi a pagina 8 il budget assegnato sugli 8 miliardi e 137 milioni del 2010, la spesa per la sanità privata era del 9%, pari a 719 milioni. Nel 2018 su un budget di 8 miliardi e 913 milioni, 634 sono andati al privato accreditato, pari ad una percentuale del 7% e una diminuzione dal 2010 del 12%. Ripeto, il budget ai privati è diminuito negli ultimi 10 anni, il budget ai privati è diminuito, ma non solo, anche il numero di prestazioni, e questo dimostra quello che abbiamo sempre detto. Con il governatore a spiegare le cifre è stato il direttore generale della sanità Domenico Mantoan. Il Veneto, tra le regioni italiane, era e rimane all'ultimo posto nella spesa pro capite per sanità privata, che è nello stesso periodo diminuita da 135 a 123 euro. Il budget sanitario per curare i 5 milioni di veneti è di circa 10 miliardi di euro all'anno. Mancano 1.300 medici in Veneto, ne mancano 56.000 in Italia. Grazie alle nostre proposte adesso iniziamo a assumere medici non specializzati, si sono allungati di 5 anni i pensionamenti in maniera tale da avere i professionisti in gamba e in grado di lavorare ancora, che possono decidere di restare negli ospedali, questo per tamponare questa grave crisi di medici presenti sul mercato. Una pausa pubblicitaria e poi torniamo con altre notizie dalla nostra regione. Sta facendo molto rumore la vicenda del post social di Sergio Berlato
contro le donne animaliste e vegane. Partono querele e contro querele, forse. Una vignetta dedicata, così si legge nel post, a tutte le signorine animaliste e vegane che in questi giorni mi hanno fatto dono di insulti e minacce. L'immagine è quella di una donna dal ginecologo a cui viene fatto notare di non avere rapporti sessuali da tempo. Un suggerimento, insomma, a darsi al sesso piuttosto che interessarsi di animali e ambiente. Sull'autore il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Sergio Berlato, è bufera. Il post del giorno di Natale viene bollato come offensivo e sessista, tanto che dal fronte ecologista sono già state annunciate querele per diffamazione. Lui di contro ha cancellato il post non per un tardivo pentimento, ma scrive solo per evitare squallide strumentalizzazioni a danni del partito, non prima, specifica, di averne salvato una copia integrale con tutte le inqualificabili offese e le inaccettabili minacce, anche di morte, a cui sono stato sottoposta insieme ai componenti della mia famiglia da parte degli animalisti. Sarà mia cura, prosegue Berlato, farne pervenire tempestivamente copia alle autorità competenti, unitamente alla mia denuncia querela per diffamazione aggravata e minacce, per la quale ho già fornito mandato ai miei legali. I carabinieri forestali di Padova hanno individuato e sequestrato una discarica abusiva di materiale inerte proveniente soprattutto dall'edilizia nell'Alta Padovana. Sequestrata dal gruppo forestale dei Carabinieri una discarica abusiva di rifiuti speciali. L'area, di circa 10 ettari, si trova nel territorio di Campo San Martino. Le indagini su questo terreno, con il sospetto che si trattasse di gestione illecita di rifiuti, sono iniziate già nel 2018. Dopo i primi accertamenti, infatti, c'era stato un sequestro di 2500 metri cubi di rifiuti inerti, trovati in un'area che, seppur destinata a una lottizzazione artigianale e industriale, sarebbe stata invece gestita come una discarica abusiva di rifiuti provenienti da attività di costruzione e demolizione di edifici. Una volta individuata e accertata la tipologia di rifiuti che erano abbandonati in grandi cumuli, i carabinieri sarebbero riusciti a ricostruire tutta la trafila e a stabilire che era interessata un'area molto più ampia di quasi 10 ettari, posti ora sotto sequestro. L'area sarebbe di proprietà di una società immobiliare che nel 2009 aveva eseguito dei lavori di urbanizzazione. Grazie a testimonianze e documenti, i carabinieri hanno individuato il legale rappresentante dell'impresa edile coinvolta, considerato il responsabile della realizzazione e gestione abusiva di una vera e propria discarica a cielo aperto, senza alcuna autorizzazione. Nel tempo i rifiuti sarebbero stati anche interrati, facendo così emergere risvolti penali nell'indagine. Ora il responsabile dovrà procedere a ripristinare l'area rimuovendo i rifiuti, che poi verranno smaltiti in centri di recupero autorizzati. Non manca mai chi viene colpito in testa dalla cometa e in questo periodo decide di vandalizzare un presepe. È stato un gesto da condannare, un gesto ignobile e di per sé, con la buona volontà del gruppo, abbiamo sopperito a quello che è stato il danno e proseguiremo poi i prossimi giorni con la sacra rappresentazione. A Revine Lago non è stato un Natale come gli altri. La sera della vigilia, mentre i fedeli partecipavano alla messa a Lago, qualcuno ha incendiato il tetto della capanna della Natività. A terra ancora la bottiglietta di alcol. Non un presepe particolare, con risvolti interpretabili come politici. L'ipotesi è semmai quella di una ragazzata. Quello che è il pensiero sicuramente è stata una bravata e niente di più. Sul caso, che ha indignato l'intera comunità e non solo, stanno indagando i carabinieri. Un episodio analogo era peraltro già accaduto 25 anni fa. I volontari, malgrado il sequestro dell'area, al presepe non hanno rinunciato, ma ora tengono gli occhi aperti. C'è sempre il pericolo che riaccada, stiamo cercando di tenere controllata la capanna, passando la capanna e tutte l'area del piazzale della chiesa in cui si svolge, passando diverse volte nel corso della giornata. Si invita da questo punto di vista a segnalare alle forze dell'ordine quelli che possono essere movimenti sospetti. Vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo una buona serata.